una testa senza mondo, un mondo in testa. Non mi conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentrovati a un'altra puntata di Auto da Fè che si occupa della vicenda del giorno, della quale parleremo diffusamente tra pochissimo, con un ospite che credo sia il migliore per poterci introdurre alla questione di cui tutti parlano stamani, ovvero ciò che è derivato dalla richiesta di cattura del generale libico al-Masri, e a questo proposito io do il benvenuto e il buongiorno al dottor Kuno Tarfusser, che dovrebbe essere in collegamento con noi e che presenterò tra brevissimo. Buongiorno dottor Tarfusser, grazie. Sono in collegamento e vi sento. Perfetto, e con noi c'è anche Carlo Cambi, imprevistamente in realtà il mercoledì è il giorno della nostra rubrica, gli scorretti, ma Carlo si è liberato da un impegno con la RAI e quindi stamani è con noi e questa cosa cade molto a proposito, perché credo mi che fa anche... molto piacere poter colloquiare con te, con i nostri ascoltatori, ma soprattutto col dottor Traffus, che è uno dei pochi uomini di legge vera di questo paese. Allora, Kuno Tarfusser, come molti sapranno, e lo dico a beneficio di chi non lo sapesse, invece nel 2009 viene eletto dall'Assemblea degli Stati che fanno parte della Corte Penale Internazionale, dopo essere stato candidato dall'Italia a giudice della Corte Penale medesima. Si insedia, se non ricordo male, dottor Tarfusser l'11 marzo del 2009 alla Corte Penale dell'Aia, che tutti conoscono in questi giorni, per quasi 11 anni lei è stato giudice e dal 2012 vicepresidente della Corte. Si è occupato anche di Libia, in non pochi casi, mi sembra, no? Tra le varie questioni, Sì. ecco, tra le varie questioni delle quali si è occupato, e per motivi credo non lontanissimi da quelli di cui ci occupiamo in questi giorni, no? Allora, io le propongo sia al dottor Tarfusser che a Carlo Cambi di riascoltare per intero quello che ha detto Giorgia Meloni ieri pomeriggio. Partiamo dalla coda, però poi vi proporrei anche di partire dall'inizio, perché ho sotto mano il comunicato della stessa Corte Penale Internazionale che riassume le questioni. E poi lascio subito la parola, diciamo, al dottor Tarfusser che ci inquadra la questione per farcela capire, perché credo che prima di tutto bisogna capire prima di giudicare, no? La materia non è semplicissima, ma credo che sia spiegabile anche a chi non è un giudice, a chi non è un avvocato e a chi non è esperto di diritto, cioè a tutti noi cittadini comuni. Non so quanto sia stata correttamente spiegata in queste ore, in questi giorni. Comunque, partiamo dalla coda e poi partiamo dall'inizio, se siete d'accordo. Quindi direi ascoltiamo cosa ha detto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dunque, la notizia di oggi è questa. Il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del, diciamolo, fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico al-Masri. Avviso di garanzia che è stato inviato anche ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano, presumo a seguito di una denuncia che è stata presentata dall'avvocato Luigi Ligotti, ex politico di sinistra, molto vicino a Romano Prodi, conosciuto per aver difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi. Ora i fatti, ne abbiamo parlato in questi giorni, sono abbastanza noti. La Corte Penale Internazionale, dopo mesi di riflessione, emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del capo della Polizia Giudiziaria di Tripoli. Curiosamente la Corte lo fa proprio quando questa persona stava per entrare sul territorio italiano dopo che aveva serenamente soggiornato per circa 12 giorni in altri 3 stati europei. La richiesta di arresto della Procura della Corte Penale Internazionale non è stata trasmessa al Ministero Italiano della Giustizia, come invece è previsto dalla legge, e per questo la Corte d'Appello di Roma decide di non procedere alla sua convalida. A questo punto, con questo soggetto libero sul territorio italiano, piuttosto che lasciarlo libero, noi decidiamo di espellerlo e rimpatriarlo immediatamente per ragioni di sicurezza con un volo apposito, come accade in altri casi analoghi. Questa è la ragione per la quale la Procura di Roma oggi indaga me
il sottosegretario Mantovano e 2 ministri. Allora, io penso che valga oggi quello che valeva ieri. Non sono ricattabile, non mi faccio intimidire. È possibile che per questo sia, diciamo così, invisa a chi non vuole che l'Italia cambi e diventi migliore, ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada, a difesa degli italiani, soprattutto quando è in gioco la sicurezza della nazione, a testa alta e senza paura. Allora, così Giorgia Dunque, la Meloni. notizia di oggi è questa. Adesso evitiamo il loop, ma comunque così Giorgia Meloni. Avrete sentito, però mi sembrava opportuno sentirla per intero, quel breve messaggio che il Presidente del Consiglio ha mandato in onda ieri pomeriggio. Allora, dottor Tarfusser, se lei è d'accordo io vorrei ripercorrere, poi naturalmente lei ci dirà tutto quello che ci deve dire per farci capire come vanno le cose in base anche alla sua esperienza, quello che invece ricostruisce la Corte Penale Internazionale in un comunicato stampa del 22 gennaio di qualche giorno fa. La Corte Penale racconta i fatti così. Il 18 gennaio 2025 la Camera preliminare 1 della Corte Penale Internazionale a maggioranza emette un mandato d'arresto per il signor Osama El-Mashri Niem, noto anche come Osama al-Mashri Niem, nella situazione in Libia. Il signor Osama al-Mashri, presumibilmente a capo delle strutture carcerarie di Tripoli, dove migliaia di persone sono state detenute per periodi prolungati, è sospettato di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro, violenza sessuale, presumibilmente commessi in Libia da febbraio 2015 in poi. Il mandato d'arresto per questo signore elenca i crimini di guerra, prosegue la Corte Penale Internazionale, di oltraggio alla dignità personale, crimini di guerra di trattamento crudele ai sensi dell'articolo eccetera eccetera, tortura, insomma stupro, violenza sessuale, crimini pesantissimi quelli che vengono imputati a questo signore. La Camera ritiene che i crimini siano stati commessi personalmente dal signor al-Mashri su suo ordine o con l'assistenza sua da membri delle forze di deterrenza speciali, note colloquialmente come RADA, SDF RADA. I crimini hanno avuto luogo principalmente nella prigione di Mitiga, contro persone incarcerate per motivi religiosi, essere cristiani o atei, per presunte violazioni dell'ideologia religiosa, e, ad esempio sospettate di comportamento immorale o omosessualità, per il loro presunto sostegno o affiliazione ad altri gruppi armati a scopo di coercizione o una combinazione di questi motivi. Nello stesso giorno, cioè il 18 gennaio, scrive ancora la Corte Penale Internazionale, la cancelleria della Corte, in coordinamento con l'ufficio del procuratore sotto l'autorità della Camera, presenta una richiesta di arresto di questo al-Mashri a 6 stati parte della Corte, tra cui la Repubblica Italiana. La richiesta della Corte è stata trasmessa attraverso i canali designati da ciascuno Stato. Noi abbiamo una legge in proposito, no, che recepisce tutto questo meccanismo di rapporti con la Corte Penale. La legge del 2012, se non vado errato, ma sarà più preciso poi lei, dottor Tarfusser. Allora, la richiesta della Corte viene trasmessa attraverso i canali designati da ciascuno Stato, tra cui l'Italia, e viene preceduta da una consultazione preventiva e da un coordinamento con ciascuno Stato. Quindi la Corte ha parlato con l'Italia per garantire l'adeguata ricezione e l'ulteriore attuazione della richiesta della Corte di arresto. La Corte inoltre trasmette informazioni in tempo reale per indicare la possibile ubicazione e spostamenti del sospettato attraverso la zona Schengen europea e, come previsto dallo Statuto, la Corte inoltre una richiesta all'Interpol di emettere un red notice, un avviso rosso, in base al quale poi il sospettato viene localizzato a Torino, siamo alle prime ore di domenica 19 gennaio, e viene arrestato con successo, scrive la Corte Penale Internazionale, dalle autorità italiane. Il sospettato viene trattenuto in custodia in attesa del completamento delle procedure nazionali italiane sul suo arresto e la sua consegna alla Corte Penale. Su richiesta delle autorità italiane, la Corte deliberatamente si astiene dal commentare pubblicamente l'arresto di al-Mashri. Allo stesso tempo la Corte continua a perseguire il suo impegno con le autorità italiane, quindi abbiamo un secondo giro di contatti, per garantire l'effettiva esecuzione di tutti i passaggi richiesti dallo Statuto di Roma per l'attuazione della richiesta della Corte. La Cancelleria ricorda alle autorità italiane che nel caso in cui l'Italia individuasse problemi che potrebbero impedire l'esecuzione della richiesta, dovrebbero consultare la Corte medesima senza indugio per risolvere la questione. Il 21 gennaio
scorso, senza preavviso e senza consultazione con la Corte, il signor El Masri sarebbe stato rilasciato dalla custodia e riportato in Libia. E la Corte sta cercando e deve ancora ottenere, scrive la stessa Corte in questo comunicato stampa, una verifica dalle autorità sui passi presumibilmente intrapresi. La Corte ricorda il dovere di tutti gli Stati parte di cooperare pienamente con le sue indagini e i suoi procedimenti penali. E questa è la sintesi che fa la Corte medesima della situazione. Allora, le lascio subito un commento, un'interpretazione, una spiegazione, dottor Tarfusser, e poi sentiamo anche Carlo Cambi cosa ha da dire. Prego, dottor Tarfusser. Innanzitutto buongiorno e sono contento di avere questa opportunità, perché ho sentito ultimamente, nei giorni scorsi, talmente tante stupidaggini dette da tante parti, che chiarire un po' forse non fa male. E voglio fare una premessa. Sì. Io non sono un uomo di schieramenti politici, non sono un uomo, men che meno, sono un uomo di partito, o se volete tradurlo in giuridichese, di correnti, nel senso che non sono mai stato iscritto a nessuna corrente. Sono solo un uomo che in qualche modo è soggetto alla legge, alla sua coscienza e agli atti, quindi all'interpretazione. Quindi io dico le cose perché le vedo in questo modo, senza pensare dove vado o chi vado a far gioire o meno. Io ho visto che ogni parte politica ha la sua interpretazione politica degli stessi fatti e cerca di tirare, la coperta dalla propria parte. Lo fa la stessa Presidente del Consiglio in questo, e quindi parto anch'io un attimo dalla coda, in questo comunicato che ha fatto ieri, perché fa degli errori, dice delle cose non vere. O comunque, adesso al di là delle fatti non vere, dà un'interpretazione che secondo me non coglie nel segno. Innanzitutto quando definisce fallimentare il processo di Salvini. Ora, io non lo definirei fallimentare visto che è stato assolto. Fallimentare poteva essere stato l'iniziativa, ma il processo certamente no. Il processo ogni processo può finire in un modo o finire nell'altro. Io avevo previsto che venisse assolto, ma lo prevedevo, io ho pensato che fosse una follia fare il processo, questo sì, ma il processo non è fallimentare, il processo ha dato l'esito che doveva dare. Poi dice una cosa non vera, perché lei non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, ai sensi dell'articolo 369 del Codice di procedura penale, ma ha ricevuto l'avviso previsto dall'articolo 6 della legge costituzionale numero 1 del 1989, che ha sostanzialmente modificato la questione dell'immunità parlamentare, adesso la dico molto banalmente, che dice l'articolo 6, secondo comma di quella legge costituzionale, che e le leggo testualmente: il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di 15 giorni trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7. E quali sono questi atti? Sono i rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati che possono aver commesso i ministri. Ora, noi sappiamo che c'è stato un avvocato che ha presentato questa denuncia. Il procuratore della Repubblica, ai sensi del secondo comma, non poteva fare altro che trasmetterlo a quello che si chiama Tribunale dei Ministri. In un termine di 15 giorni, ci ha messo molto meno il procuratore. Sì, stavo esattamente dicendo questo. Fossi stato io il procuratore della Repubblica, probabilmente avrei lasciato decantare un po' la situazione e l'avrei trasmesso il 15° giorno. Questo avrei fatto io, però non poteva far diversamente, quindi non è un avviso di garanzia. Poi un'altra cosa, e qui arrivo alla Corte Penale, che detto dalla Presidente Consiglio, dice che dopo mesi di riflessione, queste sono le parole, la Camera preliminare mette il mandato di arresto chiesto dal procuratore il 2 ottobre, e questo
dopo mesi di riflessione avevo questo tono ironico dietro, come se fosse anormale. La come se Presidente dice curiosamente, come a dare ad intendere che ci fosse una finalità politica. Esatto. Allora, io vi dico solo, voi, tutti voi avrete letto che qualche giorno fa è stato messo cioè è stato chiesto l'arresto, gli arresti domiciliari per l'architetto, adesso mi sfugge il nome. Boeri, giusto? Giusto. Okay. Stefano Boeri, allora, sì. vi dico solo che voi sapete di quando è la richiesta della procura per questo arresto? Domanda. Del luglio scorso, quindi luglio, gennaio. Quindi è una roba abbastanza normale, poi giusto o sbagliato che sia, però abbastanza normale che passano anche più settimane o mesi dalla richiesta cioè non c'è nulla di particolare e poi lo spiegherò meglio perché non c'è nulla di particolare rispetto a una tesi di 3 mesi per l'emissione del mandato di arresto. Poi curiosamente lo fa quando entra nel territorio italiano, non c'è nessuna curiosità e poi lo spiegherò. Poi dice che non è stato trasmesso al Ministro della Giustizia, ma non è vero, perché il focal point, il punto focale per la Corte Penale per parlare con il governo italiano è l'ambasciata italiana in Olanda e la comunicazione unitamente ad altri 5 paesi è stata fatta. Quindi nel momento in cui la Corte Penale ha informato l'ambasciata italiana, ha informato il governo. Cioè, perché questo è l'accordo tra il governo italiano e la Corte Penale. Quindi non è vero che il ministro non è stato informato, ovvero non è vero che il governo è stato informato, perché nel momento in cui informo l'ambasciata italiana in Olanda, ho informato il governo. Poi un'altra cosa che alla fine dice che è stato liberato con un volo apposito come accade in altri casi o in casi simili, analoghi. Però vorrei che almeno citasse almeno un caso analogo in cui un condannato, cioè un ricercato è stato portato con l'aereo in casa. Però vabbè, questo io sono curioso di sapere se esiste questo caso. Allora, fatta questa premessa, ma lo dico da giorni, mi manca, io credo che è l'origine che è sbagliata di tutta questa vicenda, perché è sbagliato, è profondamente sbagliato il provvedimento con cui la Corte d'Appello di Roma decide di non, o come dice la Corte d'Appello, o dice che l'arresto è irrituale, quindi lo libera. Ecco, dottore, qui mi permetto di interromperla brevissimamente, perché anche io mi sono letto il provvedimento della Corte d'Appello di Roma, un'ordinanza della Corte d'Appello di Roma, nella quale si precisano alcune cose. E mi sono letto anche alcuni commenti critici, come il suo, credo, su questa ordinanza, perché il ragionamento di fondo, poi le lascio subito però la parola e la lascio anche a Carlo Cambi per qualche osservazione e domanda, e intanto dovrebbe averci raggiunto anche il collega Antonino Danna. Sì, sono qua, buongiorno a tutti. Allora, poi interveniamo tutti, però volevo chiederle subito questo, no? Perché la Corte d'Appello di Roma dice, insomma, questo è stato arrestato secondo una procedura che si usa nei casi di estradizione, ma che non è applicabile ai casi di richiesta di arresto. La dico molto grossolanamente, non è corretta, però lei sarà più preciso, dottor Tarpus. Ma il concetto è questo qui. Noi l'abbiamo rilasciato perché questa persona non è stata arrestata correttamente, secondo quello che prevede la legge che disciplina i rapporti tra l'Italia e le richieste che provengono dalla Corte Penale Internazionale. Qui è stata applicata il concetto dell'estradizione, ma non si poteva applicare la procedura prevista per l'estradizione. Allora, la mia domanda è, perché io ho visto qualche critica che dice, ma noi dobbiamo considerare come prioritario il fatto che questo è stato colpito da un mandato d'arresto, no? Quindi dare esecuzione al mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Se ci mettiamo a cavillare in questo modo perdiamo la sostanza, cioè che questo doveva essere arrestato. La dico brutalmente, è inutile chiamare in causa il ministro
della giustizia che non ha mai avvertito il procuratore generale e via dicendo. La sostanza era che costui andava trattenuto. La dico brutale e sbaglio probabilmente, però quello che ho capito io, dottor Tarfusser, sono fuori strada completamente o è più o meno giusto? No, non è fuori strada. E adesso cerco di spiegare in parole più semplici possibili il perché. La Corte dice che la Corte dice che la materia, cioè che le norme in materia di estradizione previste dal Codice di procedura penale non sono applicabili al caso di specie perché la legge 237, che è quella legge che disciplina i rapporti tra Stato e Corte penale, ha, e adesso cito testualmente, analiticamente, questa è la parola usata, analiticamente disciplinato qual è la procedura da seguire in questo caso. Articolo 11 della E legge. dice che questa procedura, e poi la ripercorre questa procedura analitica, e dice che prima il ministro deve ricevere gli atti, poi il ministro deve mandare gli atti al procuratore generale, il procuratore generale fa le sue richieste di custodia cautelare o meno alla Corte d'Appello e poi sarà la Corte d'Appello a decidere. Questo dice la Corte è la procedura che deve essere seguita, tutte le altre procedure non sono previste. Ora, è a tutti chiaro che se questa procedura viene adottata, facciamo finta che un ricercato dalla Corte Penale venga casualmente si imbatta in un controllo di polizia, questi vanno a vedere in Interpol se c'è qualcosa a carico di questo soggetto e viene fuori il flag che è ricercato alla Corte Penale, gli dicono scusi un attimo, stia attento qua che adesso dobbiamo chiedere alla Corte se informa il ministro, poi fa tutta la procedura. Questo nel frattempo è sparito, giusto? E questo tra l'altro, dottor Tarfus, aveva addosso il red notice, cioè l'avviso della Corte, fermatelo. No? C'è anche questo ipotetico personaggio incappato in un controllo di polizia aveva il red notice, e non è che tu non puoi da quel momento puoi attivare una procedura che normalmente ci piega 3-4 giorni se fanno presto, e dicendo al soggetto attendi un attimo. Quindi quello che non è vero, quello che è falso è che la procedura prescritta dalla legge 237 è analiticamente disciplinata e che non si può derogare da questa procedura. Ma il problema è che ovviamente anche i giudici si accorgono che esiste un articolo 3 di questa legge 237. Questo articolo 3 dice che per tutto quello che la 237 non dispone si applicano le norme di procedura penale, quindi si applicano le norme su estradizione. E l'articolo 617 del Codice di procedura penale parla dei casi di arresto d'urgenza quando c'è il pericolo di fuga. La Corte d'Appello dice che non si può applicare quella norma perché la struttura del 237 prevede in modo completo, analitico la procedura, e invece dico no, perché non prevede i casi di urgenza. E nei casi di urgenza, da che mondo è mondo in questo paese, c'è l'arresto da parte della polizia giudiziaria e che poi sottopone la persona all'autorità giudiziaria che convalida o non convalida l'attività fatta dalla polizia giudiziaria. Ed è qui un altro punto da cui emerge chiaramente che quella della Corte d'Appello di Roma, a mio avviso, era una sorta di ubbidienza anticipata, no? alla volontà del governo, alla faccia dell'autonomia e dipendenza. Quando nel dispositivo, nel dispositivo, questo credo che sia la prova logica, no? Se vogliamo, del fatto che questo provvedimento è un provvedimento giuridicamente completamente destituito di fondamento. Quando alla fine del dispositivo
Abbiamo perso il collegamento con il dottor Tarfusser, chiedo lumi alla regia. No, c'è. Dottor Tarfusser. Ecco, no, abbiamo perso qualche secondo di audio. Ecco, lei stava dicendo alla fine del provvedimento. Alla fine del provvedimento è quello che noi chiamiamo il dispositivo, cioè quello che condanna alla pena di, no? Prima c'è la motivazione, poi alla fine del dispositivo, che è poi il fulcro di ogni provvedimento. E questo dispositivo di questa ordinanza è di una follia totale, perché dichiara non luogo a provvedere sull'arresto. Sì. Ma come se lo scarceri hai provveduto sull'arresto. Cioè tu, qualsiasi cosa che tu faccia hai provveduto, sia che tu lo tieni dentro sia che lo scarceri. Certo, perché l'arresto c'era già stato, quindi se tu provvedi a liberarlo. Sì, quindi hai provveduto. Appunto. Appunto. Cioè, okay. E poi dice una roba ancora peggiore, in quanto, perché non luogo a provvedere? In quanto irrituale, poiché non previsto dalla legge, testualmente. Ora, irrituale è una parola che di giuridichese non ha nulla. Cioè è una parola che voi non trovate nel sistema giuridico, almeno io credo che non esista. Poiché non previsto dalla legge. Ma se qualcosa non è previsto dalla legge, nel nostro linguaggio si dice illegittimo. Certo, non irrituale. Sì. Nel momento in cui è illegittimo, non si convalida, l'arresto non viene convalidato, non luogo a provvedere sull'arresto. Quindi i giudici avevano capito benissimo che tutto questo non ha né capo né coda, perché la cosa corretta, il linguaggio corretto che in un caso di questo genere avrebbe dovuto essere usato è non convalida l'arresto, se lo riteneva, perché è illegittimo. Non luogo a provvedere perché è irrituale. Ecco, perché il non luogo a provvedere lascerebbe intendere che non sono titolato io, Corte d'Appello, a decidere, e invece ho deciso e come lei ha spiegato prima. Sì, cioè intanto lo rilasci, ordina all'immediata scarcerazione. Se non sei competente dovevi rimandare il pallino a chi non è competente a farlo. Certamente, ok. Allora io sostengo, io dico che in tutto questo papocchio, un po' all'italiana, diciamocelo, mi manca, anche nella denuncia di Li Gotti, mi manca anche il nome dei giudici. Scusate perché sono loro che hanno dato inizio a quello che sarebbe poi stato il casino che è venuto fuori, scusate il termine, con voli, eccetera. Perché non è indubbio che il volo è partito da Roma o comunque è stato ordinato, il volo è stato ordinato, perché prima di partire deve essere qualcuno che dice ai piloti guarda devi partire, quindi quando il provvedimento non era ancora stato emesso. Guardi, anche la tempistica lascia tutto aperto a tutte le ipotesi più nefaste. Che poi loro dicono la Corte non ci ha informato. Ho già detto prima, è sbagliato perché la Corte nel momento in cui ha parlato, ha informato l'ambasciatore, ha informato il governo. E dico un'altra cosa, che la Corte non ha nessun tipo di malafede, no? Che viene ipotizzata, no? Si vuole colpire l'Italia, perché mai non si è capito. È data dal fatto che la Corte, che sapeva che Al-Masri era in Europa, cosa fa? Informa 6 paesi, non solo l'Italia. Informa 6 paesi, perché loro non sapevano in quel momento dove stava in Europa. Avevano un po' l'idea dove stava, perché evidentemente abbiamo anche noi, dico noi, Corte Penale, perché mi sento ancora molto immedesimato, abbiamo anche noi i nostri informatori, quindi sapevamo che era in Italia, cioè era in Europa, non sapevamo esattamente dove, e che si muoveva tra vari stati. Tant'è che la Corte ne informa 6, non è che informa solo l'Italia. Quindi anche questa è una di queste cose di dietrologia in cui si cercano sempre le scuse per giustificare
qualcosa che non esiste, insomma, ecco. Allora, dottor Tarfuser, adesso io chiamo in causa anche Carlo Cambi, che ci sta seguendo, ma anche Antonino Danna. Carlo, su quanto abbiamo fin qui ascoltato. Allora, intanto non mi permetto ovviamente in punta di diritto di contestare l'affermazione del dottor Tarfuser, perché ovviamente sarei un imbecille se lo facessi. Tuttavia, rilevo 3 cose. La prima: qualora l'Italia l'avesse lasciato andare senza arrestarlo, come hanno fatto gli altri stati europei, non si sarebbe configurato nessun atteggiamento omissivo. No, perché gli altri stati europei l'hanno fatto e non si capisce perché la Corte dell'Aia non abbia la potestà di intervenire sulle omissioni da parte degli altri stati. No, ma chi l'ha fatto? Quali altri stati l'hanno fatto? Questo signore è passato dalla Germania, è passato dalla Svizzera, è passato dall'Inghilterra, è passato da una serie di frontiere. Giusto, okay. Però posso interloquire subito? Prego. Il provvedimento, il mandato di arresto è del 18 gennaio, quindi se il 17 viene fermato in Germania o se il 16 viene fermato in Belgio, io non lo so. Cioè, infatti, la cosa che io mi chiedo è perché è del 18 gennaio, dal momento che i servizi segreti sapevano che questo signore è entrato in Europa addirittura alla fine di dicembre. E la mia domanda è, mi perdoni Tarfuser, perché questo è un punto assolutamente dirimente, se no continuiamo a dire che coloro i quali vestono la toga sono esentati preventivamente da ogni e qualsiasi omissione e colpa. No, perché se la Corte Penale dell'Aia ha avuto informativa da qualche servizio che questo signore, che lei ritiene un criminale, stava in Europa, l'ordine di cattura non doveva emetterlo il 18 gennaio, ma doveva emetterlo il primo giorno in cui ha avuto notizia che questo signore era in Europa. E la Corte Penale a questa domanda non risponde. Posso rispondere io? Prego. No, rispondo così. Adesso voi pensate che la Corte Penale... No, io non penso nulla. Io dico che sulla scorta di questa omissione da parte della Corte Penale oggi viene chiamato a responsabilità il governo italiano quando ci sono altri governi europei che avrebbero la uguale responsabilità. Punto. Con dottor Tarfuser. Allora, io dico solo questo. Il mandato di arresto è del 18 gennaio e quindi tutto quello che succede prima del 18 gennaio non può... Cioè ma io mi faccio una domanda. È credibile che la Corte Penale dell'Aia, essendo entrato questo signore in Europa a fine dicembre, abbia appreso della sua presenza solo il 18 gennaio? È credibile? Sì, io le spiego come funziona perché ci sono stato 11 anni, quindi appunto te lo chiedo, non è che... Non conosco i meccanismi interni. Ora, io innanzitutto, da quello che mi risulta, ma potrei sbagliare, lui è entrato il 6 gennaio, non a fine dicembre. Quindi si dice che è stato in giro per 12 giorni, vabbè. Il 7 mi pare il 7 ha preso l'aereo. Il 6 di gennaio mi dicono, cioè questa è la notizia che ho io. Ora, comunque ha volato con dei voli civili, quindi è un signore regolarmente registrato su tutti i registri degli aeroporti europei. Ecco, perfetto. Allora, io non so in quale momento, rispetto alla data del 6 gennaio, in quale momento la procura presso la Corte Penale viene a conoscenza che questo signore è arrivato in Europa. Sarebbe interessante saperlo, no? Sì, non lo so. Io dico, io non lo so. Però sarà il 6... Però mi perdoni, dottore, però a domanda la Corte non risponde. Io non so, allora, io non sono la Corte, io rispondo io. Io adesso sono prego. Io quello che penso, per l'esperienza di 11 anni che ho della Corte. Però una cosa che non so qual è il momento in cui la procura presso la Corte Penale viene a conoscenza che Al-Masri è in Europa. Non lo so, ma facciamo finta che lo sa dal primo giorno, dal giorno 6, ma poteva essere il 7, il 5, non lo so, ma facciamo finta che sia il 6. Quindi
in quel momento la procura dà una sorta di, virgolette, sollecito alla Camera preliminare, dicendo: guardate, noi abbiamo, adesso lo circoscrivo, abbiamo depositato una richiesta di mandato di arresto il 2 ottobre, ci sarebbe la possibilità di arrestarlo, se ritenete di emetterlo. C'è un buco audio, dottor Tarfus, l'abbiamo persa per qualche secondo. Sì, perché ogni tanto mi telefonano sotto, quindi devo muoverli. Sì. Quindi c'è questo, allora, quindi c'è questo alert che la procura dà ai giudici dicendo: guardate, se ritenete di ammetterlo, fatelo, perché c'è la possibilità di arrestarlo. A questo punto cosa succede? Che il meccanismo di scrittura di un'ordinanza di arresto, che non è una cosa semplicissima, perché deve essere motivata, inizia certamente non da parte dei 3 giudici, non c'è come da noi un unico GIP, ci sono 3 giudici che la pensano evidentemente in modo diverso, visto che anche nel caso di specie c'è un'opinione dissenziente, no? Quindi c'è una discussione che certamente non è che uno si siede lì e incomincia a scrivere, è diciamo un procedimento estremamente complesso e complicato che impiega dei giorni, non delle ore. Io non ho nessun dubbio sul fatto che questi abbiano discusso, litigato, letto, eccetera, fino al giorno 18, quando hanno emesso il provvedimento. Se l'avessero emesso il giorno 16, probabilmente l'avrebbero arrestato in Germania, o dove era il giorno 16. Quindi tempi tecnici, diciamo. Non sono affatto convinto. Lo so, che lo devo dire. Perché? No, glielo dico. No, perché Carlo, scusami, Carlo, mi senti? No, scusami, sì. Volevo chiederti perché non sei convinto? Perché questo darebbe una coloritura. Non sono convinto perché la Corte Penale scusami, Carlo, mandati di questi ordini di arresto. Fammi completare il discorso, Carlo. No, stavo dicendo perché non sei convinto? Perché questo darebbe una coloritura di finalità, chiamiamola politica, all'azione della Corte Penale. Cioè io voglio colpire l'Italia, mettere nei guai Giorgia Meloni. Ne sono assolutamente convinto. Per essere chiari, perché se no giriamo intorno. Dottor Tarfus, le spiego anche perché. Perché di questi ordini di cattura la Corte Penale ne emette a quintalate. Non mi risulta che siano andati a prendere né Putin, né Netanyahu, né quelli né i capi di Hamas, non mi risulta. Eppure questi, scusi un attimo. Mi perdoni, eppure questi girano impunemente in tutti gli stati che aderiscono al Trattato della Corte Penale Internazionale dell'Aia. Allora, mi faccio una domanda e mi do una risposta. Se questa, e poi c'è un altro quesito di ordine giuridico che le voglio porre. Allora, abbiamo in questa fattispecie l'ordine di cattura emesso dalla Corte Internazionale dell'Aia, e poi abbiamo un pronunciamento della Corte d'Appello italiana che dice quell'arresto, al di là del fatto che sia scritto male il provvedimento, che non è una sentenza ma è un'ordinanza, e che quindi non ha bisogno del PQM, come lei meglio sa di me, lo motiva in res, non ha bisogno di una motivazione estesa, dice semplicemente: ritengo che la fattispecie del 716 non sia applicabile, arrivederci, grazie. Poi che lo scriva male è vero, anche perché come lei come sicuramente meglio sa di me, ai concorsi in magistratura le bocciature per mancato padroneggiamento della lingua italiana sono una caterva, ok? Detto questo, la domanda è: ma se io sono l'esecutivo di un paese e mi trovo da una parte un ordine d'arresto e dall'altro un pronunciamento della mia magistratura che dice che quell'arresto è rituale e quindi illegittimo, perché se è rituale vuol dire che non sta dentro le regole, a chi devo dare retta?
No, no, ma guardi, lei ha ragione. Allora, se posso fare un passo avanti così capisce che Sì. io in realtà il mio non è un discorso. No, no, ma lo so perché io non ce l'ho con lei, è per capire, Il mio non è un discorso politico. Allora, io le dico questo. Io penso che, anzi, sono sicuro, ecco, diciamo così, perché tutti quelli che fanno finta di non sapere, cioè, io non ho nessun dubbio che il percorso corretto sarebbe stato il seguente. La Digos, che io ritengo abbia fatto esattamente quello che doveva fare, tanto per essere chiari, la Digos, su cui si vogliono far ricadere le colpe, no? Da parte dei magistrati, no? Giusto? Oh. Sì. La Digos, che ha fatto esattamente quello che doveva fare, visto l'urgenza e il pericolo di fuga, arresta Almasi perché era iscritto aveva la Red Notice. Okay. Quindi a questo punto cosa deve succedere? Che viene informato, come è stato informato, il procuratore generale di Roma e il ministro, anche da parte della Digos. Il procuratore generale avrebbe dovuto chiedere alla Corte d'Appello la convalida dell'arresto, e la Corte d'Appello di Roma avrebbe dovuto, a mio parere, convalidare l'arresto. Tanto più che la legge 237, questa è un'altra di queste cose per cui io dico che è profondamente sbagliato quello che e non so se in buona fede o in malafede o per ignoranza o non ignoranza, non lo so, ma è che è profondamente sbagliato. Perché se diamo buona fede alla Corte dell'Aia, la diamo anche alla Corte d'Appello, oppure non la diamo né all'una né all'altra. No, io non la do alla Corte, no, io ho detto, non so se in malafede o per ignoranza. Quindi, per ignoranza. Però la 237, la legge 237, che loro dicono compiutamente, descrive il procedimento, parla di consegna. Non parla mai dell'arresto, parla sempre della consegna. Ora, la consegna presuppone l'arresto, cioè io posso solo consegnare alla Corte Penale qualcosa che può. Quindi non è vero che non si applicano le norme di codice, perché la 237 non ha previsto il caso. Io sono d'accordo con lei, ma questa è una discussione ex post. Io le posso un'altra domanda. A fronte di un provvedimento della magistratura italiana, stanno arrivando al dunque. Quell'arresto è irrituale. Il governo italiano che altro poteva fare? Ecco, il governo italiano innanzitutto poteva aspettare, poteva mandare l'aereo aspettando l'emissione del provvedimento, perché secondo me qui c'è un problema anche di tempi. Ma io le volevo dire questo. Secondo lei è sufficiente per mandare gli atti al Tribunale dei Ministri? Allora, qui bisogna anche qui applicare la legge, no? Okay. La legge dice, la legge costituzionale dice che una denuncia a carico di un ministro presentato al procuratore della Repubblica, il procuratore della Repubblica entro 15 giorni deve mandarle al Tribunale dei Ministri. Questo dice la legge. Lui l'ha fatto. Allora, se lei mi chiede cosa avresti fatto tu se fossi stato procuratore della Repubblica di Roma, allora io ho fatto due cose. Io avrei fatto due cose. Una, avrei valutato questa denuncia di Li Gotti, come dire, ma di che stiamo parlando? Appunto. Si potrebbe, aspetti. E non so se mi sarei assunto, perché comunque è un'assunzione di responsabilità o meno, però per come mi conosco me la sarei anche assunta, di iscrivere questa denuncia, quello che noi chiamiamo modello 45. Come dire, mettiamolo un po' non a noti, ma a modello 45. Il modello 45 è quello di atti relativi alla denuncia in cui non ci sono indagati. Okay. Ma nel momento in cui non mi fossi assunto questa responsabilità di parcheggiare questa denuncia su un binario morto, no? Diciamo così, modello 45, e li avessi per malinterpretato zelo, a mio avviso, iscritto
i quattro, Mantovano, Meloni, Nordio e Piantedosi, a modello 21 e quindi a registro indagati, io comunque avrei aspettato 15 giorni, perché la legge mi dice entro 15 giorni. Poi lo lascio. Quindi, parlare di altri. Ci sono due aspetti di questa, chiamiamola denuncia, non so, credo sia addirittura un esposo, neanche proprio una denuncia formalizzata, che non convincono. Intanto il peculato mi pare un po' complicato da dimostrare in questo caso, ma detto questo, mi chiedo, ma se io oggi, Carlo Nordio, dispongo un'ispezione alla Procura della Repubblica di Roma per verificare quanto tempo passa dalla presentazione di un esposto di un cittadino alla presa in carico degli uffici penali, lei che dice? Sono cattivo o faccio il mio dovere? Ma non so se, non lo so se è cattivo, perché tutto quello che io dico è speculazione, non lo so. Però no, è una domanda fra di noi. No, se l'avessi presentato io l'esposto. Cittadini italiani. Se l'avessi presentato io l'esposto. Al procuratore Lovoi hanno questa accelerazione. Mi piacerebbe saperlo. Atteso che oggi il Presidente del Consiglio deve andare in Parlamento a riferire sul caso Al-Masri. Sì, ma lei ha perfettamente, scusi, lei ha perfettamente ragione, cioè non troverà certo in me qualcuno che difende la spalatrata alla magistratura. Tanto no, ma era solo per far capire che questo è un enorme pasticcio, secondo me mal gestito da tutte le parti, anche da parte dell'Italia, perché si poteva fare una cosa molto semplice, pigliare questo signore e far finta che non fosse passato, se si voleva quella conclusione, oppure attenersi perfettamente all'ordine di cattura e tenerselo lì aspettando i provvedimenti necessari. Ma detto tutto questo, sa perché sono convinto che la Corte Penale dell'Aia non sia del tutto scevra da condizionamento? Perché la Libia, tutti hanno parlato dell'immigrazione, perché hanno tutti sta fissa all'immigrazione. In realtà la Libia è strategica per un altro motivo. In questo momento l'ENI sta gestendo nel sud della Libia il più importante giacimento di petrolio esistente sulle sponde del Mediterraneo, e ci sono i paesi che nominano i membri della Corte Penale dell'Aia che questa cosa non la sopportano. E noi siamo stati minacciati dalla Libia ieri. Quindi il problema non è l'immigrazione, anche se lo vuoi per far vedere che lui è duro e puro, rivestirà tutto questo sulla pelle dei migranti. Il problema è il petrolio, ed è l'ENI, ed è la presenza dell'Italia come primo partner strategico del governo libico per le fonti energetiche. Quindi io sono convinto che sia una giustizia non scevra da interessi economici. E non scevra da interessi diplomatici. Lei che ne pensa, dottor Tarfusser? E poi però aggiungo, dottor Tarfusser, poi tra poco abbiamo una pausa, anzi la facciamo subito così siamo più liberi tra 2 minuti. Però volevo aggiungere, dottor Tarfusser, a questa considerazione sugli interessi petroliferi che guiderebbero anche la Corte, io volevo aggiungere un'altra puntualizzazione. I paesi che esprimono, sì, certo, i paesi che esprimono la Corte, quindi diciamo la Corte esprime anche questi interessi dei paesi. Ecco, su questo io volevo aggiungere un'altra questione. Quindi la questione dell'atto dovuto non è un atto dovuto, quello di far avere l'avviso di iscrizione a Presidente Meloni, ai ministri, eccetera, perché lei dice potevamo metterlo a modello 45 ed era tutta un'altra roba. Quindi la questione dell'atto dovuto non è dovuto, questo le volevo chiedere, però ci risponderà a tutte e due le questioni, petrolio e atto dovuto, fra 2 minuti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia in questo momento. Chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo, olive italiane.
Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario, che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Cerbis, d'olio novello, straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu è sempre a gala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, rieccoci in diretta. Siamo in collegamento, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, con il dottor Kuno Tarfusser, con Carlo Cambi della Verità e di Panorama, con Antonino Danna, giornalista di Radio Libertà. Antonino, a questo punto, petrolio, atto dovuto, e lascio a te brevemente la parola perché avrai maturato anche tu qualche punto di domanda, qualche domanda da fare al dottor Tarfusser. Sì, io intanto grazie, buongiorno a tutti ancora una volta. Io vorrei allargare un pochettino la questione, diciamo così, su un piano, chiamiamolo filosofico. La domanda che mi pongo è, d'accordo, la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di cattura internazionale. Non mi pare che ultimamente i mandati di cattura internazionali emessi da questa Corte siano stati ampiamente rispettati, che la si possa pensare su Putin o su Netanyahu. Ci sono 2 mandati di cattura internazionali che non sono stati né applicati né rispettati, al che uno dice: per quale motivo dovremmo farlo noi? La seconda cosa, e qui torniamo per i ricordi universitari a quello che scriveva Bruno Conforti nel suo manuale di diritto internazionale, cioè il diritto internazionale riposa sui rapporti di forza tra gli stati, e questo dice molto anche di noi. Seconda considerazione, ieri a pagina 4 di Italia Oggi il professor Domenico Cacopardo, che è stato consigliere di Stato per quasi 30 anni e che è stato consigliere giuridico dell'allora Presidente del Consiglio Massimo D'Alema, ha scritto un molto documentato articolo, che peraltro non è stato smentito, parlando proprio del caso Al-Masri. Tra l'altro ci sono già, lui fa 3 esempi di casi di aereo di Stato usati per andare, diciamo così, per trasportare e restituire personaggi inseguiti da mandati di cattura. Il primo, Abu Abbas, Abdullah Öcalan, terrorista curdo, condannato all'ergastolo in Grecia e liberato in Italia trasferendolo in Kenya. Da penultimo scrive Abedin Jafadi Mohammed, uno scienziato iraniano destinatario di un ordine di cattura degli Stati Uniti, arrestato all'aeroporto di Malpensa, liberato il 12 gennaio e trasportato a Teheran col solito aereo dei servizi segreti. A questo punto il professor Cacopardo fa questa osservazione: l'Italia che si straccia le vesti per il caso Al-Masri è la nazione nella quale opera una magistratura particolarmente indulgente o insensibile alle ragioni della legge, che rinuncia ad assicurare alle patrie galere esponenti dell'antagonismo, eccependo una presunta nobiltà morale dei fini perseguiti. Il problema, scrive ancora Cacopardo, è ovviamente politico, quindi non è un problema giudiziario dal suo punto di vista, e chiama in causa l'integrabilità o meno degli islamici nel mondo occidentale e la natura del fenomeno di massa che è appunto l'immigrazione. E poi continua: c'è un primo punto da richiamare. Questo problema è un problema politico, gli atti politici vanno giudicati con criteri politici. Il punto politico è facilmente identificabile. Al-Masri è il capo della polizia giudiziaria di un governo riconosciuto dalle Nazioni Unite e da noi. Quali le conseguenze appunto politiche di un suo trattenimento? Qual è il prezzo? È emerso in queste ultime ore che per i canali di comunicazione non ufficiali sempre aperti tra Roma e Tripoli ci sia stato comunicato che la Libia era pronta a sequestrare manager italiani presenti nel suo territorio come ritorsione all'arresto del suo uomo, un elemento che dovrebbe costringere le opposizioni a riflettere sulla situazione e a rivedere le proprie posizioni. Ancora, dove siamo qua? C'è da chiedersi inoltre perché l'Italia, e non solo, restituisca agli stati d'appartenenza soggetti incappati in ordini di cattura per terrorismo. Come sempre, la valutazione dell'attività, del ruolo e della natura criminale o meno di un soggetto accusato di terrorismo è opinabile e valutabile in relazione ai fini che egli persegue. Perché mi viene in mente Craxi
quando parlò di Abbas nella crisi appunto di Sigonella, quando Giuseppe Mazzini, un uomo così pio e di alti ideali, si macerava nell'esilio all'estero, concepiva e progettava e portava a termine attentati e assassini politici. Allora, questa, signori, è la realtà della storia. Da Al-Masri siamo finiti Tutto a Mazzini. Comunque, dottor Tarpus. Allora, cerco di andare un po' con ordine, ma mi sono fatto degli appunti. Allora, la prima è che perché dovrebbe rispettarlo l'Italia se non sono stati rispettati i mandati di cattura Netanyahu e Putin? Però le cose non sono certo paragonabili e solo chi non capisce può paragonare questi due fatti. L'Italia deve rispettare le norme che essa stessa si è data, cioè l'ordinamento giudiziario interno. Noi abbiamo ratificato lo statuto e abbiamo l'obbligo. Oltretutto siamo il paese che ha dato i natali a questa Corte. Questa Corte fonda sullo Statuto di Roma, capito? E quindi proprio l'Italia, che nel 1998 ha fatto di tutto perché la conferenza diplomatica allora non fallisse, e non è fallita per la capacità degli italiani di allora, politici, diplomatici, giuristi, di non farla fallire, per capacità anche diplomatiche, cioè che proprio il nostro paese, io mi sento offeso, io personalmente mi sento offeso da questo. Io ci ho lavorato 11 anni per cercare di dare consistenza, di far funzionare questo pachiderma, perché questo è. Adesso mi sento offeso. Netanyahu e Putin sono tutta un'altra cosa, perché questi fanno parte di paesi che non hanno riconosciuto la Corte Penale, al contrario dell'Italia, e quindi finché loro non si muovono, certamente non possiamo mandare i carabinieri ad arrestarli. Quindi perché dovremmo farlo noi? Mi dice, dovremmo farlo perché siamo l'Italia, siamo lo Statuto di Roma. Io prendo atto. Però anche lui aveva garantito impunità a Putin, e così la Mongolia. Sì, lo so, ma no. Allora, e poi parliamo, adesso tra un attimo parlo della ragion di Stato. Quindi, perché prendo atto che ci sono stati altri 4 casi, Abu Abbas e recentemente l'iraniano, ma in questo caso, nel caso dell'iraniano, il governo si è assunta la responsabilità politica di quello che ha fatto. E io guardate, io credo. Peraltro l'iraniano era inseguito dalla magistratura americana soltanto. È un discorso un po' diverso, ma comunque. Io dico solo che io sono un pragmatico. Io non ho mai, ma non da oggi, io sono 40 anni che ho fatto questo mestiere. Io ho sempre pensato che ci fosse. Ha fatto bene questo mestiere. Grazie. Ho cercato di farlo il meglio possibile, ma io ritengo che esiste la ragion di Stato. Io non sono di quelli che dicono che il purista. La ragion di Stato esiste. Il problema è che la ragion di Stato non può essere protetta dalla magistratura. Deve essere l'autorità politica che si assume la responsabilità. In questo caso c'è stato questo papocchio, no? Tra magistratura e potere politico, che alla faccia dell'autonomia e indipendenza dei primi, sempre rivendicata, ma sempre quando vogliono loro, e in realtà loro avrebbero dovuto tenerlo dentro, e alla fine il ministro o il governo decidere di non consegnarlo alla Corte Penale, perché potevano farlo, ma di restituirlo all'Iran, e dicendo il perché. Cioè le cose quando si vogliono cercare di coprire, fare i papocchi, evidentemente vengono fuori tutte queste discussioni. Guardi, dottore, sono perfettamente d'accordo con lei, perché bastava che il Ministero degli Esteri opponesse il segreto di Stato su questa operazione. Il problema era di Roma. Allora, qua però tocchiamo un punto. Dottor Tarpus, lei l'ha sfiorato. Glielo chiedo a lei. Sulla scorta di quello che ha appena detto Carlo Cambi, tocchiamo un punto che lei stava per affrontare prima, dottor Tarpus, e che vorrei affrontare anch'io in maniera molto chiara, quello della ragion di Stato, no? Perché lei prima ha detto una cosa che mi ha molto incuriosito. La Corte d'Appello di Roma, lei dice, ha
pronunciato con la sua ordinanza un atto di obbedienza anticipata alla volontà del governo, quindi alla ragion di Stato. No? Questa è la traduzione in italiano di una locuzione in lingua tedesca che è bellissima, ma non è intraducibile. In tedesco si dice Vorauseilender Gehorsam, che sarebbe l'ubbidienza che anticipa, che corre avanti alla richiesta, che anticipa la richiesta, capito? Visto che viviamo in una monarchia repubblicana, diciamo che sono stati più realisti del re. Sì, in qualche modo questo farà sicuramente piacere al governo. E quindi lo faccio, no? Senza aver avuto nessun ordine di farlo. Io così interpreto questa, che io comunque continuo a considerare decisione sbagliata, e il PQM o non PQM, l'ordinanza, c'è sempre un dispositivo in qualsiasi provvedimento, poi, c'è sempre un dispositivo, cioè quello, se io faccio un decreto di perquisizione, alla fine non scriverò PQM, ma scriverò ordine alla perquisizione. Dottor Trafuse, forse mi sono espresso male e le chiedo venia se nella mia affermazione lei ha trovato qualcosa che la può avere offeso. Dicevo, non esiste il PQM, nel senso che la Corte d'Appello motiva col provvedimento medesimo, cioè con la analisi, diciamo così, in punta di diritto, il suo provvedimento, nel senso che non ha bisogno di richiamarsi ad una conseguenza fattuale per calare la fattispecie. Dice semplicemente: io ho preso atto che il 716 non è applicabile a questo caso. Sì. In questo senso lo dicevo, mi perdoni se... Però alla fine dice, motiva e dice, e quindi, certo. La conclusione è il dispositivo da questo ragionamento, sì. No? Quindi non luogo a provvedere, che è una follia linguistica quantomeno, perché provvede e come? È l'Ipsa che sta provvedendo, no? Secondo me il luogo a provvedere è una, come posso dire, attenuazione del non luogo a procedere, ma mettiamola, io la vedo così. Sì, ma in ogni caso però provvedi... È un pasticcio pure quello. In ogni caso provvedi e come però? Valida perché è illegittimo. Ma bastava che dicesse ritiene appunto invalido l'arresto e no, il linguaggio non convalida l'arresto, perché in realtà la formula di procedura è convalidare o non convalidare, non convalida l'arresto. Sì, ma il linguaggio tecnico è quello, non convalida perché no, e poi c'è un altro fatto che poi mi è venuto in mente ieri sera o stanotte, perché poi uno riflette. Questi non l'hanno neanche, perché così si procede, no? nei casi, cioè prima di decidere se liberare, tu lo devi individuare. Magari hanno individuato, cioè c'è l'identificazione che deve procedere. Magari hanno identificato e portato in Libia un sosia. Chi ne sappiamo noi? Chi ne sappiamo? Sono d'accordo con lei, sì. Ma in realtà questa faccenda mette in rilievo una cosa, secondo me, abbastanza disarmante per un cittadino che minimamente abbia confidenza con queste cose. C'è una caduta di competenza complessiva che è disarmante. Competenza intendo non di competenza territoriale o competenza giudicale, proprio di maneggiamento dello strumento, diciamo così, che è disarmante, secondo me, sia sul fronte del magistrato sia sul fronte del politico, perché anche i politici hanno fatto dei pastrocchi. Ripeto, si poteva tranquillamente dire: questo signore è sotto la protezione dello Stato italiano, me ne assumo la responsabilità, lo impacchetto e lo rispedisco, arrivederci, grazie. Assolutamente sì, io mi firmo su affezionatissimo. Allora, questa è la purissima, è la purissima, firmo su affezionatissimo. È la purissima ragion di Stato questa, no? Ma appunto bastava invocarla e applicarla. Però la magistratura deve fare la sua parte e la politica la fa la sua, non si fa questo papocchio. Ma se la politica avesse applicato la ragione di Stato, si sarebbe assunta la responsabilità dell'atto e avrebbe poi potuto spiegare perché c'era una ragione superiore che andava oltre le norme. Giusto. Ecco, dottor Tarfuser e anche Carlo, ma se la politica si fosse assunta pienamente la responsabilità, cioè per ragioni di Stato, per valutazioni non tanto di sicurezza, perché invocare la sicurezza
mi sembra un po', diciamo, forzato. No, la sicurezza no? loro la invocano per spiegare perché adoperano il Falcon, cioè dicono, sì, vabbè. siccome questo è pericoloso non lo posso mettere su un aereo di linea. Dai, guarda, era talmente pericoloso, era talmente pericoloso. Poi tra l'altro non mi risulta che ci siano dei voli diretti Torino-Tripoli. Carlo, era talmente pericoloso che se ne andava a vedere la partita allo stadio e si è comprato il Rolex da 27.000 euro. Cioè, pericoloso per modo di dire. Tra l'altro mi chiedo se questo signore non godesse anche di un passaporto diplomatico, immagino di sì, non lo so. Passaporto turco, nazionalità turca da quel che si è capito, e addentellati dalla Canada agli Stati Uniti, al Regno Unito. Sì, ma sapete la sua rete. Mi chiedo se avesse in tasca o no un passaporto diplomatico, perché se avesse in tasca un passaporto diplomatico la faccenda sarebbe ancora più complicata, perché sarebbe dovuto intervenire pure la Farnesina in quel caso. Ecco, insomma, vabbè, però allora, dottor Tarfusser, se la ragion di Stato fosse stata chiarita, esplicitata, resa trasparente, no? Come qualcuno ha detto, sarebbe stato più facile o più difficile incriminare mezzo governo come è accaduto? Sarebbe stato un atto dovuto o meno? Secondo me è impossibile, ma anche in questo caso, cioè, faccio di nuovo un passo indietro. Cioè, qualsiasi cittadino può fare una denuncia a carico di qualsiasi altro cittadino. Il problema è che poi questo atto, questa denuncia, questo esposto deve essere maneggiato da chi lo riceve, quindi dal procuratore della Repubblica, del luogo in cui il cittadino fa la denuncia. Ora, se lei fa una denuncia a carico del Presidente della Repubblica e la presenta a me, io probabilmente la considero abbastanza carta straccia e la metto a modello 45. Ok? Sì. Nel caso di specie, siccome evidentemente proviene da una persona di un certo spessore politico, adesso lo dico in maniera molto generica, e non so, c'è un minimo di fumus, quantomeno a mio parere, visto come sono andate le cose, sul peculato e quindi per l'utilizzo dell'aereo di Stato, ma comunque, lo dico, è infondato, ma un fumus ci può anche essere, iniziale ci può anche essere, da far valutare a qualcun altro. Io onestamente sul favoreggiamento ho pochi dubbi che è assolutamente inconsistente, e quindi, ma se il favoreggiamento ci deve essere, i primi favoreggiatori sono i magistrati, e quindi la Corte d'Appello che gli fa il favoreggiamento. No, mi mancano i magistrati che di fatti lo hanno liberato, cioè non è che l'hanno liberato. Non è che l'ha liberato il governo. Un'altra cosa che mi chiedevo, dottor Tarfusser, quel principio... Mi perdoni, dottor Tarfusser, c'è una cosa che voglio dire ai nostri magistrati. Questo avvocato Ligotti, che probabilmente non è scevro da contatti anche con i servizi segreti, se non altro per le difese che ha operato, dice una cosa aberrante. Dice: mi sono motivato perché hanno liberato un pericolosissimo criminale. Mi piacerebbe fargli una domanda: ma se quando ha assunto la difesa di Brusca glielo avessero scarcerato, avrebbe fatto un esposto contro Brusca? Ma io le faccio io mi farei un'altra domanda. Ho detto: ma come fa un avvocato che tendenzialmente, non so, dovrebbe essere più garantista di ogni altro? Sì, Alcazzi, perché hanno liberato uno. Cioè, il processo non si è ancora svolto, ma la stessa cosa la posso dire a Tajani, che dice che la Corte Penale non è il verbo, appunto perché si devono fare i processi. Cioè, voglio dire, c'è una tale confusione, come ha detto lei prima, una tale confusione e condita di incompetenza da parte di chi apre bocca, che è una roba che veramente mi viene voglia di andare nella mia casa in Olanda, che per fortuna ho ancora, e rimanere lì, isolarmi un po' da queste stupidaggini che sento. Dottor Tarfusser, alla luce di tutto... Ce l'ha vista tu di pani, dottore? Dottor Tarfusser, mi sente?
Mi sente? Ecco, no, volevo chiederle, alla luce di tutto questo discorso e delle osservazioni che abbiamo fatto fin qui, di approfondire un punto, perché se non sbaglio lei si è occupato anche proprio nella sua qualità di giudice e poi vicepresidente della Corte, del modo in cui rendere più efficaci. All'epoca era il pre-trial, no? Però credo che il problema dell'efficacia dell'azione della Corte Penale Internazionale sia un problema che lei ha affrontato anche come giudice della Corte stessa, no? E da questo punto di vista le chiedo, perché a un certo punto dell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma si fa riferimento, diciamo, proprio a questa efficacia, no? Se la Corte Penale Internazionale arriva a emettere un mandato di cattura, come nel caso del signor Al-Majdi, questo deve, diciamo, essere prevalente rispetto alle argomentazioni che la stessa Corte d'Appello fa circa l'applicabilità o meno, o no? Cioè deve avere un carattere di cogenza forte, e fino a che punto, diciamo, per incidere anche nelle procedure con cui lo Stato recepisce il mandato di cattura. Non so se mi sono spiegato. Cioè, che grado di efficacia e di cogenza ha il mandato di cattura della Corte Penale? Beh, come qualsiasi altro mandato, il problema è che tra l'esecuzione del mandato di cattura e la consegna esiste un meccanismo dettato dalla legge per cui che va rispettato. Ora, io dico solo che in questa legge c'è una cosa che manca, e quindi bisogna applicare il 617, il codice di procedura penale, cosa che la Corte d'Appello nega. Manca la previsione cosa si fa nei casi di urgenza, quando c'è il pericolo di fuga, e quindi si va al codice di procedura penale che prevede che in casi di urgenza si arresta. Quindi è una roba, è una cosa di un'estrema banalità. Non ci vogliono 4 pagine per cercare di convincere se stessi che deve essere scarcerato. Questo è il punto. E poi ovviamente alla fine della fiera dico, cioè lo Statuto di Roma, e continuo a dire di Roma, è legge dello Stato, è nostra legge dello Stato, perché con la ratifica dello Statuto di Roma, che è avvenuta nel 1999, noi abbiamo recepito lo Statuto nel nostro ordinamento giuridico. E quindi io mi domando come fa un paese che ha dato i natali alla Corte Penale salvo ovviamente la ragione di Stato, no? Di cui ho detto prima, ma a non osservare le proprie leggi. Io questo mi domando. E mi sono dimenticato di dire un'altra cosa prima, quando il dottor Cambi mi diceva sulla questione del petrolio. Il retropensiero, no, del petrolio, dell'interesse sulla base del quale ha agito. Se mi permette, io ripeto, ci ho vissuto 11 anni, io credo che lei abbia un'idea troppo alta e sofisticata. Le posso assicurare che lì alla Corte si vola relativamente bassi. Io quando sono arrivato alla Corte, nel 2009, come ho ricordato Pianarca prima, io avevo le ginocchia molli perché temevo di non essere all'altezza, o speravo di essere all'altezza del cota giuridico che andavo a frequentare. Io le posso assicurare che dopo essere stato per 2 o 3 mesi, diciamo, se ti volevo dire settimane, ma facciamo mesi, ad ascoltare e a capire dove ero, ho detto io sono perfettamente in grado di tenere fronte a questi qua. Okay? Quindi io vi assicuro che anche come dappertutto, perché poi tutti noi siamo, in qualsiasi ambito, noi siamo espressione della società. In tutti gli ambiti ci sono quelli intelligenti, quelli stupidi, quelli che lavorano e quelli che non fanno un tubo, quelli che si sentono più fighi degli altri, quelli che sono dei cialtroni. Cioè c'è di tutto, c'è il disonesto e l'onesto, c'è di tutto. Lo è nella magistratura, è così, lo è tra i giornalisti, tra gli avvocati e anche alla Corte Penale. C'è gente che ha un interesse e gente che non ha un interesse, tant'è che molti giudici, forse anche questo non si sa, molti giudici della Corte, sono solo 18 in tutto, sì. Molti di questi non hanno mai visto un tribunale dall'interno prima e adesso gli si chiede di fare un mandato di arresto. Questi erano
o diplomatici o professori universitari, cioè manca anche proprio la capacità, la manualità, no? Il mestiere, come lo chiama, del giudice o del pubblico ministero. Quindi mettersi a scrivere, cioè la messicana che ha fatto il parere contrario è una diplomatica, non ha mai fatto il giudice in vita sua. Cioè, io capisco che lei dottor Trafus, che andava lì col corredo di Hegel e del diritto romano, fosse un gigante da un certo punto di vista. Insieme a un altro paio, ma non tantissimi, qua lì dentro. E poi sono circondati, perché c'è anche questo da dire, cioè tutti i giudici sono circondati da un paio di quelli che noi chiamiamo legal officer, no? Di giuristi, di giovani giuristi che lavorano per loro, ma sono giovani giuristi che sono appena usciti dall'università, non è che è gente. Io avevo una professoressa universitaria della Cattolica di Milano che è bravissima, però non per tutti è così. Non è un corredo omogeneo, diciamo così. No, guardate, ecco, diciamo che no. Allora, solo un tribunale italiano. Se voi in quel tribunale italiano, che già di per sé ci sono dentro tutti egomani, no? Perché tutti i magistrati lo sono, figuriamoci poi trasformato in un ambiente internazionale di gente proveniente da 5 continenti e da 18 paesi. Figuriamoci l'egomania, perché una cosa che si impara subito è un po' l'arroganza, dire io sono bravo, capito? Cioè, tutto questo, per questo io dico, io conosco dall'interno il sistema e per questo io non credo a tutte queste dietrologie. Allora, abbiamo 2 minuti scarsi. Io volevo chiedere al dottor Tarfusser, ma già lo aveva delineato prima il suo giudizio, circa appunto la questione dell'atto dovuto, no, di cui si parlava. Il procuratore della Repubblica di Roma riceve la denuncia o l'esposto di Li l'avvocato Li ex politico, e trasmette, diciamo così, gli atti, li deve trasmettere a un collegio che è il Tribunale dei Ministri cosiddetto, no? Senza fare indagini, omessa ogni indagine, dice la legge dell'89. Atto dovuto o non atto dovuto, però in ogni caso tutto passerà eventualmente, se il Tribunale dei Ministri dovesse ritenere di procedere, dal Parlamento, perché ci sarà l'autorizzazione a procedere. Salvini è andato a processo, il precedente citato da Giorgia Meloni, è andato a processo perché c'era una maggioranza che in quel momento era rosso-verde e gli ha dato contro, no? Giallo-rossa, diciamo. In questo caso è assai presumibile che anche se si dovesse procedere, politicamente non ci sarà mai l'autorizzazione a procedere. Quindi diciamo è un binario mezzo morto per quello che si può prevedere. Da un punto di vista strettamente giuridico, tutto questo che cosa le suggerisce? Che valutazione le suggerisce, dottor Tarfusser? E poi un giudizio analogo lo chiedo più in generale anche a Carlo Cambi. Che cosa significa questa mossa della Procura di Roma? Allora, la Procura di Roma non può non ricevere l'atto di Li. Questo è il pacifico. Sì. Il problema è che poi cosa te ne fai dell'atto di Li? Allora, le soluzioni sono solo 2, anzi sono 3. Una è quella che ha fatto Lovoi, nel senso che li ha iscritti e ha mandato. Sì. La seconda, quella che probabilmente avrei fatto io, sarebbe stato 45. Iscrivere, aspettare il 15° giorno, magari farla precedere da una telefonata per dire guarda è un atto dovuto, non posso fare diversamente, cosa che avrebbe probabilmente non fatto fare al Presidente del Consiglio quello speech di ieri sera, ma comunque non lo so. La terza cosa che avrei certamente valutato di fare, ovviamente assumendomi delle responsabilità, che era una responsabilità di non poco conto, sarebbe stata quella di iscrivere al modello 45, come dire, questa è una cazzata. Detto in sintesi. Però io non so cosa avrei fatto, perché onestamente non lo posso dire, non voglio fare speculazioni. Sì. Però l'idea di scrivere il modello 45 e metterlo sin da subito su quel binario morto
era una valutazione che secondo me Bene. si poteva fare. Allora, grazie dottor Tarfusser. Sinteticamente, un tweet Carlo Cambio, un tweet Antonino Danna e poi chiudiamo perché siamo già Il tweet è oltre. molto semplice, mi pare che lo Voi sia da sempre animato da una sorta di furore giuridico, non voglio dire altro. Ha fatto il più grande favore che si potesse fare alla Meloni in questo momento, cioè gli consente di forzare la mano ancora di più sullo scontro magistratura politica, le consente di passarci da martire e ovviamente non avrà mai il via libera l'autorizzazione a procedere, ma mette in rilievo una fragilità totale del sistema, anzi un'ipocrisia del sistema, che il presidente del CSM, cioè il presidente della Repubblica, di fronte a questo continuo clima di tensione se ne stia silente, è, a mio modo di vedere, il peggior vulnus alla democrazia che sia stato fatto in questo paese. Un tweet Antonino Danna. Più voti per il governo e la cosa finirà al Tribunale dei Ministri spegnendosi da sé, come diceva Carlo. Il dottor Trapus vuol dire una cosa. Sì, su questa questione del presidente del CM, come lo chiamo io, perché uno superiore postulerebbe un inferiore e non si capisce perché è superiore e a cosa superiore. Io questa domanda o questa riflessione la feci per me al discorso di inaugurazione del secondo mandato del presidente Mattarella. In quell'occasione disse tutta una serie di cose sulla giustizia, no? Su come lui si immagina la giustizia, e io mi sono detto tra me e me: dove sei stato negli ultimi 7 anni? Allora, grazie a Cuno Tarfusser, a Carlo Cambia, Antonino Danna, grazie davvero. Buona mattina a tutti. Grazie a voi. Arrivederci.